Amici bellini, veramente bellini, abbiamo fatto una cosa, perdonate la mise, un po' burlon si può dire, perché sembrano un po' le piume dei pavoni, quella là, quella là. Ma a proposito di pavoni, io azzardo un meme, cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono troppo onesti, ma guarda. Rumori incredibili, rumori. Eh sì, signori miei, perché quando Gattuso non sbaglia niente, anche le scelte che ci facevano paura un po' a tutti all'inizio si concretizzano e io fatemi atteggiare perché a proposito iscrivetevi al canale, che stiamo parlando qua, iscriviamoci al canale un pochino in massa perché voglio dire c'è persona nuova che arriva e dice ma chi ti chiedi che ti occupi in America? Valerio Fluido da New York, faccio il musicista, mi diverto ad analizzare le partite in maniera diversa, chiamando un po' gli addetti ai lavori che dico io. Comunque, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale Telegram, è importantissimo. Signori, io parlandone, voi mi potete credere oppure no. L'abbiamo spiegato ieri, Guido lo ha confermato. Parlandone in privato ho detto, vuoi vedere che questa è proprio la partita da Bakayoko Demme? E guagliù, è Maz. Fatemelo dire, io mi atteggio, ma contemporaneamente ammetto, è Maz. Perché probabilmente è Maz, ma viene da una riflessione successiva all'intervista con Silvermele dove lui dice ci sarà da battagliare, il Torino comunque in una fase positiva. E fatemelo ribadire anche con parole di altri, con statistiche, il Gaito ce lo dice, il Torino era quarto in classifica nel girone di ritorno, cioè praticamente avevano fatto un girone di ritorno molto positivo rispetto a quello dell'andata, erano in forma, punto e basta, e li abbiamo affrontati bene, convinti di battagliare. Ora anche il Mazzo vuole che Bakayoko indovina il gol della domenica, un gol che bisognerebbe far vedere più e più volte, ma è Bakayoko e quindi non fa niente. A proposito, vediamo un attimo com'è andata perché l'amico Sangue Azzurro dice Yaya Yoko oppure Baka Touré. Io ho lanciato un sondaggio notturno, vediamo com'è andata. Poi domani si fa per ridere, no? Io per esempio voto questo e siamo 58% Yaya Yoko, 26 voti. Finora state dormendo, svegliatevi, quelli che sono sul canale Telegram possono votare. Ma al di là di questo, molto bene, anche alle volte la fortuna è importante perché Fabiano non era al 100% e quindi anche questo porta probabilmente Gattuso a fare questa scelta, però Demme fa il regista che deve fare, gli gira tutto intorno, un po' come sta facendo Fabian che è un po' più a tutto campo, non è in una zona ben predefinita ed è giusto così, chi si deve andare a prendere il pallone e fare tantissimi movimenti senza palla, farsi vedere, alzare la testa, e questo che stiamo vedendo adesso ragazzi, Gattuso non ha idee, Gattuso non ha gioco, i giocatori non lo seguono, è un attimo solo, io non voglio fare mo tutto questo finale di campionato dove mi tolgo le mie pietruzze dalla scarpa che io vi ho sempre spiegato. Non era nemmeno la difesa di Gattuso, un po' sì, però era anche la spiegazione di quelli che mi venivano a dire non c'è gioco assolutamente, e non è vero. Evitiamo almeno le falsità. Se poi non vi piace va benissimo, se non vi piace l'uomo va benissimo, se ritenete che ha fatto più errori che cose buone va benissimo, ma non diciamo le falsità, non ha gioco, non c'è gioco, questo, è solo difensivo, non è vero, è troppo offensivo, nemmeno è vero. C'è una via di mezzo di un allenatore in crescita che sta facendo il suo percorso, ha fatto degli errori, ne farà altri, non è esente da errori assolutamente, è stato attaccato, non è stato difeso, eccetera eccetera eccetera. La cronistoria la faremo a fine carriera. Mi piace assai sto fatto un po' Quentin Tarantino. Comunque sia, c'è uno spunto importante, mi faccio aiutare dalla live di ieri. Io non ragiono con i secoli, ma con i 2 punti a Sassuolo rischieranno di farci perdere la Champions. No, li abbiamo persi, quindi non è che io dico li mettiamo, perché poi uno potrebbe dire sono stati anche la molla, che Gattuso si è incacchiato, Insigne si è incacchiato e può darsi che dopo tu non la vincevi la partita successiva perché invece hai avuto un'azione. Quindi non si ragiona così col calcio come fanno i miei colleghi, con le figurine, con 3 punti qua sono Signori, facili. scrivetevi questa cosa che ha appena detto Guido, che nessuno ha mai detto, me compreso mai. Cioè noi andiamo, è importantissimo, fammela ribadire, perché noi diciamo, se avessimo... E che se poi successivamente li perdevamo da un'altra parte perché non avevi quella spinta. Questa cosa è importantissima.
Questo spunto è fondamentale, perché adesso si sta preparando il terreno, ragazzi. Si sta preparando il terreno e voglio che voi, amici bellini, siate pronti. Perché c'è scaramanzia, c'è paura, c'è ansia, c'è quella cosa di dire ci arriviamo vicino vicino e poi magari succede un fatto. Noi teniamo sempre anche d'occhio gli arbitri, i biscottini, eccetera, eccetera, perché non siamo ipocriti, non siamo naive. Le cose succedono, stavano facendo succedere quel poco, che volevano mandare tutti a cagare e farsi la loro Super League, niente di meno, si mettono paura di fare un qualche cosa del genere per andare loro, non scherziamo proprio, quindi teniamo gli occhi bene aperti, però questo è importante, che si prepari poi dopo l'opinione pubblica nei giorni in cui fanno uscire la notizia di Spalletti data per certa. Allora, è troppo grave quello che succede in questa città, succede in tutti gli ambienti, va benissimo, a noi peggio perché siamo l'unica squadra della città, quindi ancora peggio. Signori, se il Napoli non va in Champions non è un fallimento e non è Gattuso out. Poi Gattuso se ne andrà, va benissimo, ma non prepariamo questa cosa. Avete visto alla fine, perché questo si sta preparando, hai avuto i tuoi giocatori la settimana tipo e non ci sei andato lo stesso, eri padrone del tuo destino e comunque hai fallito, imputato si ritorni alla forca, alla sedia elettrica e alla ghigliottina e all'impiccagione. Questo si sta preparando. Io invece vi voglio spiegare, ve l'ho spiegato in questi mesi, che è complicatissima, che stiamo lottando contro un'Atalanta che sembra di non perdere colpi mai, ingufabile, dice il buon Mario, ed è così. Quegli altri, il Milan sta venendo meno e siamo riusciti ad agganciarli proprio testè li abbiamo agganciati, mentre la Juventus sta ancora lì e noi là ci lottiamo con la questione dei gol e della differenza reti. Per fare chiarezza, il Napoli in questo momento è terzo perché sta avanti alla Juve, non può stare dietro alla Juve perché con la Juve ci abbiamo già giocato, ma visto che la Juventus e il Milan devono ancora incontrarsi nella partita di ritorno, non vale quella situazione là. Di conseguenza il Napoli in questo momento è terzo, ma non è terzo perché nei confronti del Milan noi siamo indietro a livello di gol, quindi se finisce così il Milan ci sopravanza in classifica, non possiamo arrivare sopra il Milan a parità di punti, quindi non guardiamo che siamo terzi, assolutamente no, deve ancora succedere un bel po' di cose, devono ancora succedere un bel po' di cose e dobbiamo stare molto molto attenti e gufare al massimo possibile, perché veramente poi non vorrei arrivarci a uno sputo, ma lo spunto dello sputo è quello là. Se noi ci arriviamo e cominciamo a recriminare i due punti del gol Sassuolo e quell'altra la partita maledetta, non sappiamo mai quello che sarebbe potuto avvenire se invece non avessimo fatto una serie di congiuntivi pazzeschi, se non avessimo perso quei 2 punti, lo sfogo di Insigne, la reazione della squadra, la reazione dell'ambiente, il gruppo magari si compatta ancora di più, ma sai che c'è di nuovo, mo ti faccio vedere io, vi porto in Champions e poi sbatto la porta, oppure ragazzi dimostrate un attimo che voi non siete i brocchi e che vi aveva solamente sovrastimato Sarri, vi aveva overperformato Sarri, dimostrate perché Yusai sta facendo vedere cose che nemmeno con Sarri, siamo onesti, Yusai con Sarri faceva il compitino. Ieri Yusai ha fatto una partita qualitativamente eccelsa, fatta di passaggi di sinistro, passaggi di prima, bello e buono lo scavetto per il colpo di testa di Di Lorenzo, stavamo segnando un Eurogol con Osimhen in quel frangente là, una cosa incredibile. E parlando di Osimhen, questo è un bellissimo video, un discorso proprio a braccio. Parlando di Osimhen, va bene, il gol fortunoso, eccetera, eccetera, va visto bene quel gol là. Prima di tutto, il controllo orientato che lui fa sul rilancio di Yusai. Si trova al momento giusto, fa un ottimo controllo orientato. Dopodiché, quando interviene il difensore, lui blocca e riesce ad intercettare il passaggio, dopodiché se ne va. Che fa? Ad un certo punto, lui, quando c'è il recupero del difensore, lui non sta tirando, lui sta facendo un ulteriore dribbling, che può essere un errore. Lui sta rientrando con il destro per dribblare il difensore che lui probabilmente pensava intervenisse, invece gliela tocca e lui nel dribbling tocca il pallone ed è gol. I gol si fanno anche così e poi si può valutare, ma Osimhen è un pericolo costante e io vi faccio vedere questo movimento che fa sul primo dei tiri che poi Sirigu gli para. Questo movimento è bellissimo perché lui ha questo difetto ancora
a volte di attaccare troppo lo spazio e di finire in fuorigioco. Questo che è un movimento che fa sul passaggio di Demme è invece bellissimo ed è proprio fatto bene. Ragazzi, questo è un ragazzino, voi lo vedete quando il Napoli sbaglia un'occasione eccetera eccetera, si mette le mani nei capelli come i bambini, oh mannaggia, ma proprio con quella voglia, con quell'entusiasmo, è un bambino piccolo. I Teng 37-38 anni, non mi ricordo nemmeno come mi chiamo, questo è un bambino piccolo, appena ripreso un pochino di fisicità, di brillantezza, di fisicità, non lo fermano più, non lo fermano, perché non fate le statistiche sulle partite giocate da Osimhen e i gol fatti, no, perché molte delle partite di Osimhen sono pochi minuti di recupero della freschezza atletica dove stava ancora a pezzi, ricordiamocelo, e gli scampoli di partita. Adesso che ha ripreso la fisicità, le difese vanno al manicomio, le difese vengono attaccate dai suoi movimenti difensivi. La fase difensiva che parte dagli attaccanti, Osimhen la fa molto bene, rompe molto i coglioni. Quindi attenzione ad Osimhen. Mamma mia, siamo arrivati già a 10 minuti, ma chi se ne frega, voi ve li guardate tutti, dobbiamo passare all'Amrabat così, guardate. Sì, vanno messi così in campo, diffidate da chi li mette in un altro modo, e a uno alla volta ve li racconto. Meret, per quanto insomma esci non esci eccetera eccetera, qualche cosa parla non parla, la parata che fa su Ansaldi è parata chiave, perché lì era un momento anche dove il Torino per forza di cose deve cacciare la cappa fuori dal sacco, perché ovviamente stanno perdendo, stanno retrocedendo in questo momento, dovevano dare il tutto per tutto, e c'era anche Politano che si lamentava di un fallo che non c'era, quindi c'era un momento di crisi all'interno della partita. Meret salva il risultato là, quindi una cosa positiva per Meret. Di Lorenzo inesauribile, ci piace sempre di più. Grande partita di Rrahmani nel duello con Belotti, vince lui assolutamente. Buona partita anche di Koulibaly, con la bacata incorporata ne ha fatta una proprio inspiegabile. Yusai è lettere maiuscole, Yusai ve l'ho detto è lettere maiuscole, perché ha fatto delle cose anche tecnicamente impossibili, e bisogna sottolineare questo fatto, ragazzi, non diamo verità assolute. Yusai è giocatore in scadenza, il giocatore in scadenza non si impegna per la squadra, non è vero. Il giocatore in scadenza Maksimovic non si impegna, magari è detto. Ascoltate un attimo l'esempio. Maksimovic ha avuto un'offerta dal Galatasaray. Faccio un esempio assurdo. Vi rendete conto mentalmente che cosa passa nel ragazzo? Mamma mia, mi devo trasferire laggiù, devo vendere la casa, moglie non ce vuoi, e quindi sarà un macello. Che faccio? Cerco una squadra più scarsa in Italia, e se non mi vogliono, e se l'ingaggio non è buono, e se è l'ultimo ingaggio della mia vita, questo influisce. Immaginate che Yusai arriva l'offerta della Roma, e dico Roma così perché magari Sarri se lo prende. 2 ore da Napoli, mi organizzo, la casa magari me la tengo, vai. Capite quando diamo delle verità assolute? Non si possono dare verità assolute, smettiamola di darle, io per primo, non si possono dare. Grande partita di Bakayoko, al di là del gol, ripeto, ascoltatemi, grande partita di Bakayoko, al di là del gol, la grande partita di Bakayoko, perché la grande partita la fa anche Demme senza gol, a tutto campo, raddoppi. Questi due giocatori hanno fatto quello che bisognava fare, battagliare sulle seconde palle, ragazzi. Abbiamo tirato un sacco di calci d'angolo e non abbiamo preso molti contropiedoni, ecco perché i piedoni di questi due ci hanno aiutato nelle seconde, aggressione della seconda palla, perdevamo palla, la riconquistavamo così alla Allan. Politano un pochino, però non esageriamo, perché anche Politano ha fatto una buona gara per quanto mi riguarda, delle volte si è accentrato quando poteva fare altro, ma lo stesso ha fatto Insigne. Quindi le due partite sono praticamente comparabili. Prende un palo Insigne in più, però Insigne voleva segnare, mi ha dato questa impressione qua. Zielinski prende lo stesso palo, Zielinski sempre spettacolare, sempre più seconda punta, e poi si alternava, a volte finiva anche più avanti di Osimhen per la questione dei movimenti senza palla, e Osimhen fa la differenza, secondo me, mantiene in apprensione la difesa, e veramente mi fa divertire, niente di meno. Siamo a 15-16 minuti, vabbè, ma d'altronde oggi che giorno è?
È proprio martedì, è un martedì pazzesco, ve lo dovete vedere tutto, ma non esiste proprio, ve lo siete visti tutto. Se ve lo siete visti tutto, il commento sotto è hashtag sono il tuo eroe, ma lo siete tranquillamente, non c'ho proprio niente da dire. Vado ad intervistare qualcuno famoso. Un bacio, ciao. Da New York, Valerio Rudo e tutte, mi scordo di dire, mi stiamo scordando meglio. Quello voi dovete rimanere in questa casa, non citazione. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose belline. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.